storia di San Giuseppe. Maria disse a Giuseppe: Giuseppe, sto tetto di sta casa è pericolante. Maria, vedremo che Luca posso fare. San Giuseppe si mise in cammino con l'intenzione di trovare il travo. Si piglia l'ascia, la serra e lo filo e lo suo santo figlio per la mano. Camminando si sente chiamare: oh pace, pace, quando mangiamo? Cammina figlio, cassata n'avemo. Quando arriviamo di un bello giardino ne facciamo la cuci e poi mangiamo. Appena che finito di mangiare, presto s'addormescì lo Signore. Nanaca ci punzava un napolito per sentire lo canto di l'aceto. Passano le 3 Maggi e vistono a Iddo: questo è lo figlio di Maria, ma quanto è bello. Passano giorni, mesi e anni, do figlio si pesse a 12 anni. E 12 anni a via si perse lo Signore e poi lo ritrovano a mezzo alle torture, vestito di regnanti, una corona pungente e io veramente la croce portò. O strata io ti adoro, o croce tradita, o morto in vita, lo voglio trovare. E poi fu messo in croce sto figlio a 100 anni, con grossi longhi chiova che puncevano di belle carni. E quando lo trovavo, l'ho visto in la croce, ci disse figlio bello, e a piangere si mise. La marenuzza, come l'ho visto, solo abbracciavo, solo sentivo forte allo cuore e non la stavo più. Ci disse: figlio bello, nasciste sfortunato.